Telespettatori di Video Mediterraneo, canale 11 e canale 823 della piattaforma Sky, ben ritrovati per questo ritorno di penalty dopo 2 settimane di giusto e doveroso riposo, anche perché ci stiamo preparando al grande evento di giorno 6 giugno, quando con il Penalty Awards chiuderemo questa quinta stagione della trasmissione che parla solo di calcio dilettantistico, che ha raccontato, e lo farà ancora per altre 3 settimane, la straordinaria avventura di tantissimi addetti ai lavori, di tantissimi atleti nel mondo del calcio dilettantistico. Oggi una puntata importante perché intanto dobbiamo festeggiare la vittoria del campionato di Serie D della squadra siracusana. Il Siracusa, guidato da Sottil, raggiunge la sospirata Lega Pro. Abbiamo anche alcune partite legate al discorso riguardante i playoff e i playout, insomma ce n'è per tutti i gusti, con delle clip che festeggiano soprattutto la vittoria di un campionato importante quale è stato quello dell'eccellenza sia nel girone A che nel girone B. Parleremo quindi di Gela, ma parleremo anche dell'Igea Virtus. Vado subito a salutare il mio compagno di viaggio che con lui inaugura la prima parte appunto del nostro penalty. Ciao Carmelo, ben trovato. Ciao Ettore, buonasera a tutti i nostri telespettatori. È giusto ricordare questa vittoria del Siracusa che permette alla squadra di Sottil di raggiungere la Lega Pro. Un grande traguardo per tutto il calcio siciliano, ben tornato al Siracusa, tra i professionisti, che è il suo posto, torna a casa sua. Torna a casa sua. E qui con noi la nostra Federica Di Benedetto per quanto riguarda insomma il lato della girl all'interno del nostro programma. Ciao Fede. Ettore, ciao, buonasera e ben ritrovati. Ben ritrovata pure a te. E andiamo subito a presentare i nostri due ospiti. Iniziamo con Orazio Trombatore, allenatore della città di Rosolini, che anche quest'anno insomma ha fatto un campionato bellissimo e ha salvato la categoria. Il Rosolini il prossimo anno disputerà ancora il campionato importante che è quello dell'eccellenza. Il massimo campionato regionale. Salve a tutti, buonasera. Sei contento? Sì, molto contento, soddisfatto e orgoglioso soprattutto del risultato finale. Certo. Ancora una volta contro tutto e contro tutti, no? Perché insomma all'inizio si parlava di una sofferenza per questa stagione, poi invece alla fine si è riuscita a portare in porto un bel gruppo di giovani. Sì, siamo riusciti a raggiungere questo obiettivo. Tutti gli altri di solito ci danno sempre per sfavoriti all'inizio, ma sta bene anche questa considerazione da parte degli altri. Contro tutto e contro è il campo che poi deve dare la risposta. Assolutamente, bravissimo ad Orazio e anche al tuo gruppo. Un saluto anche ad una società che quest'anno per la prima volta ha disputato il campionato di promozione, si è ben comportata, 7ª classificata, salvezza assicurata già da parecchie settimane. Massimiliano Vitale, New Team Ragusa. Ciao Massimo, direttore sportivo, vicepresidente, factotum chiamiamo. No, io sono solo il direttore sportivo. vabbè, salutiamo papà chiaramente, Senz'altro, che è il presidente invece ufficiale. Stagione importante la vostra, perché insomma avete abbracciato questa categoria per la prima volta e avete ottenuto un buon piazzamento. Sì, noi all'inizio dell'anno ci siamo prefissati di non sfigurare, e questo è accaduto perché appunto siamo arrivati dietro le grandi squadre che già conoscono la categoria, quindi per quest'anno ci siamo ben comportati. Complimenti. Adesso parleremo anche di progetti futuri, no? Perché bisogna parlare anche di progetti. Certo, anche progetti perché aiutano a crescere. Insomma, a Ragusa, questo contrasto con la squadra ufficiale di Ragusa forse probabilmente continuerà, si fermerà, non lo sappiamo. Tu come vedi questa cosa? Ma allora, noi pensiamo, questo lo disse anche l'anno scorso, a noi. Cerchiamo di crescere, cerchiamo anche di studiare. Quello che fanno gli altri interessa poco. Quello che fanno gli altri va bene. Speriamo che lo facciano anche loro assolutamente, bene. Certo, ci mancherebbe. Ha disputato una grandissima stagione questo Siracusa, allora subito parliamo di Serie D, lo facciamo insieme a Federica con i risultati di questa giornata trionfante per la squadra di Sottilla. A te Federica. Aversa Normanna, Agropoli 1-1. Cavese Frattese 2-0. Due Torri Reggio Calabria 0-1. Gelbison Noto 0-0. Leonfortese Gragnano 3-2. Sarnese Palmese 2-1. Rende Siracusa 2-2. Roccella Scordia 4-2. Vigor Lamezia Vibonese 1-1.
Questo pareggio in casa calabra ha dato modo alla squadra di Sottil appunto di raggiungere questa sospirata Lega Pro. Guardiamo la classifica e sottolineiamo che con 74 punti la squadra di Baiocco e compagni il prossimo anno disputerà la Lega Pro. A te Federica. Siracusa 74 punti, Frattese 70, Cavese 68, Reggio Calabria 56, Vibonese 54, Aversa Normanna 51, Due Torri 50 punti, Roccella 48, Sarnese 47, Gragnano 44, Rende 43, Noto 41 punti, Agropoli, Leonfortese e Marsala 40 punti, Palmese 36, Gelbison 34, Città di Scordia 31, chiude la classifica Vigor Lamezia con 28 punti. Allora, guardando la classifica, caro Carmelo, dobbiamo salutare a questo punto sia la Vigor Lamezia, ma soprattutto a malincuore anche la Città di Scordia che la prossima stagione disputerà il campionato di eccellenza. È stata una stagione un po' particolare, poi parleremo comunque anche del Siracusa. Allora, dispiace perché se ne va una siciliana, se ne va dalla quarta serie, l'unica rappresentante della provincia di Catania. Però bisogna essere obiettivi e oggettivi, è una retrocessione meritata. Lo Scordia ha fatto eccezione per le prime 5-6 partite in cui sembrava potesse essere la rivelazione del campionato. Il proseguo della stagione ha dimostrato che così non è stato, qualche speranza si è nutrita con l'avvento in panchina di Giovanni Campanella, ma ormai era oggettivamente tardi per riprendere la situazione in mano. È stato un anno di esperienza, non è detto che lo Scordia non possa tornare nei prossimi anni in quarta serie e magari affrontare questa categoria con l'esperienza, anche grazie all'esperienza maturata quest'anno. Una retrocessione dolorosa, ma ahimè il verdetto del campo è stato quanto mai fedele. Possiamo rivedere un attimo la classifica, così insomma diamo anche il quadro sia per quanto riguarda i play-out e i play-off. Parliamo dei play-off: Frattese, Cavese, Reggio Calabria e Vibonese disputeranno appunto questa lotteria delle... Allora, quest'anno come possiamo chiamarle queste partite? Allora, strane. Chiariamo un pochettino quello che è il quadro. Quest'anno la Lega Nazionale Dilettanti, il Comitato Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti è un po' snellito i playoff, nel senso che saranno semplicemente i confronti del girone, seconda contro quinta, terza contro quarta e la finale. Questo non permetterà di salire direttamente in Lega Pro, è un discorso riguardante i ripescaggi, di una fatto classifica. Per accorciare la stagione sono state evitate l'ulteriore step dei triangolari finali. In realtà la graduazione per i ripescaggi sarà stilata dopo i playoff di ogni girone. Perfetto. Cioè le 9 vincitrici in base ai punti ottenuti in regular season, in base alla classifica del fair play, in base al bacino d'utenza, in base alla tradizione e in base al risultato dei playoff. Si rischiava di far terminare la stagione quasi a luglio. Le stagioni della Serie D terminano sempre tardi, è stata un po' accorciata la stagione. Riguardiamo di nuovo la schermata, in modo che così ricordiamo gli incontri che si disputeranno appunto per quanto riguarda i playoff: Frattese contro Vibonese e appunto Cavese contro Reggio Calabria. Ci riguardano da vicino i playout purtroppo. Sì. Purtroppo sì, avevamo solamente per i playoff la possibilità di inserire il Due Torri, con il Due Torri praticamente per tutta la stagione è stata in lotta per il quinto posto. Alla fine la squadra di Antonio Venuto non ce l'ha fatta, ma merita comunque un grandissimo applauso. Come dicevi tu, ci riguardano i playout, dentro sia la Leonfortese che il Marsala. Per la classifica Vulsa sono arrivate Leonfortese, Marsala e Agropoli a 40 punti. L'Agropoli si salva perché ha vinto le due partite con il Marsala, e per i gol fatti invece la Leonfortese conquista il sest'ultimo posto. Quindi Leonfortese contro Gelbison. Leonfortese contro Gelbison, per entrambe possiamo dirlo con i dovuti scongiuri, sono impegni abbordabili. Nel Gelbison, credo di sì, nella Palmese sono avversari insormontabili. Tra l'altro giocano con 2 risultati su 3. Esatto, Leonfortese e Marsala hanno anche gli organici per poter disputare questa partita
partita al meglio delle proprie possibilità. Insomma, incrociamo le dita e speriamo che Leonfortese e Marsala riescano a mantenere la quarta serie, che è comunque un patrimonio per le rispettive città e per tutti i rispettivi movimenti. Sono d'accordo. Una battuta con i nostri ospiti: il Marsala è un po', insomma, ci ha sorpreso, no? Sembrava che fosse una stagione più che positiva, o quantomeno stagione serena, non avrebbero avuto grandi problemi per salvarsi, invece adesso dovranno certamente andarsi a scontrare nei play-out, partono da 2 risultati su 3, però insomma è una mezza delusione anche. Parecchi alti e bassi ha avuto durante la stagione, partite stupende. Io mi trovo in contatto spesso con Gambuzza, il difensore del Marsale, siamo concittadini, quindi di solito parliamo, e mi diceva, non c'è stata continuità. Durante il campionato mi diceva stiamo andando bene, poi la continuità è venuta a mancare tra problemi, infortuni e squalifiche, sono trovati poi invischiati. Quando uno poi si trova nella zona bassa poi è difficile reagire, difficile riuscirsi a si salvare. trova nelle sabbie mobili, è vero. Però la cosa importante è che giocano in casa, hanno il doppio risultato, e quindi speriamo bene per loro. Infatti. Massimiliano, certo, ricollegandoci al discorso dello Scordia, c'è stato insomma qualche momento nella stagione che poteva sembrare che qualcosa si muoveva e che andasse per la direzione di una salvezza fattibile, e invece poi alla fine non ce l'hanno fatta. Anche l'acquisto di Mascara. Anche l'acquisto di Mascara è stata una svolta. Però purtroppo poi questi grandi centri, anche loro hanno fatto il salto di categoria, magari hanno un po' sofferto in questo. Anche se so che il presidente è una persona molto che si dedica tanto. È vero, ma non è detto che la prossima stagione non possono insomma pensare di fare ancora un campionato di vertici. Io credo che sicuramente lo Scordia preparerà una grande stagione. Allora, battuta finale giustamente su questo Siracusa, un Siracusa che ha lottato per tutto il campionato contro una Cavese che sembrava sicuramente un avversario molto difficile, la Frattese un po' tra la sorpresa generale, ma poi alla fine credo che la squadra di Sottil ampiamente abbia meritato il passaggio in Lega Pro. Ha dimostrato nel corso del campionato il Siracusa di essere la squadra più forte, Sottil è stato bravo a compattare il gruppo anche nei pochi, ahimè, momenti difficili che ci sono stati. Cavese e Frattese si sono anche un po' complicate la vita da sole, hanno anche un po' avvantaggiato questa cavalcata, promozione complessivamente meritata per il Siracusa che torna in Lega Pro, speriamo ci resti più a lungo possibile. È vero. Allora, a questo punto, dato che abbiamo chiuso la parentesi dedicata al campionato di Serie D, sentiamo la voce di Renato Marletta, presidente dell'Ajax di Catania, che ci fa un po' il sunto sui campionati che si sono svolti quest'anno. Partiamo chiaramente dal campionato d'eccellenza per poi anche chiacchierare sulle 4 vincenti del campionato di promozione. Ci troviamo all'interno di GS Sport, azienda sponsor partner anche dell'evento Penalty Awards. Siamo con il presidente dell'Ajax di Catania, Renato Marletta. Ciao Renato, ben trovato. Ciao Ettore, grazie sempre. Allora, io ti ho un po' catapultato all'interno di questa straordinaria struttura che si trova presso il centro commerciale Le Ginestre, perché con te vorrei fare un po' il sunto finale di questa stagione 2015-2016. Parliamo intanto dei 2 gironi di eccellenza, Gela, ma soprattutto parliamo anche dell'Igea Virtus, che ritorna in grande stile, probabilmente proiettandosi anche per un calcio professionistico. Un ritorno al passato, perché ai tempi di Bonina già faceva la C. È vero. Per cui insomma, premesso che per Raffaele non è nuova queste cose, perché già ha vinto qualche campionato, evidentemente adesso bisogna pensare al futuro, che non è roseo sotto certi aspetti, perché sento parlare sempre di progetto e tu sai benissimo come la penso io. La parola è un po' stata abusata. Parliamo piuttosto di obiettivi. Sì. Allora, l'obiettivo che si erano prefissi lo hanno raggiunto. Adesso il problema diventa che si inizia a diventare grandi, perché il campionato interregionale, oltre ad essere diciamo costoso tra virgolette, ha bisogno di altre esigenze. È vero. La struttura dell'impianto sportivo si presta a questo campionato. Il problema è che purtroppo abbiamo un'incognita calcistica purtroppo malcelata,
sotto le spoglie delle dichiarazioni del Presidente federale, che ha detto, ahimè, se dovessimo far rispettare le regole poche squadre si potrebbero iscrivere. È vero. Evidentemente Però bisogna ogni tanto chiudere gli occhi. allora, no, evidentemente diciamo, l'aspetto economico è importante sia per il supporto della struttura tecnica, ma soprattutto per dare vericità ai campionati, perché tu ne hai parlato tantissimo nella tua trasmissione televisiva. Il problema non è tanto iniziare, ma è soprattutto finire. E purtroppo, ripeto, vengono a mancare tante cose. Se ci mettiamo anche le strutture sportive, insomma, ci sarebbe un attimino da rivedere tante cose. Poi, dopo le ultime vicissitudini del calcio giovanile, che non lascia, diciamo, lascia trasparire, non lascia ben sperare, diciamo, ci vorrebbe veramente un momento di riflessione generale che parta dalla Serie A al settore giovanile. Momento di riflessione che probabilmente a Gela è stato forse pianificato, no? Perché adesso c'è la prospettiva comunque di andare ancora avanti di categoria, insomma la Lega Pro è l'obiettivo probabilmente per la prossima stagione per la squadra di Puccio. Parliamo di strutture, di società che hanno già assaporato il calcio che il professionismo, sì, il professionismo, per cui insomma ripartire da zero come ha fatto il Gela non è un regredire delle proprie idee, ma è un avvicinarsi alla realtà. Certo. Dico, sarebbe auspicabile per tutti, anche perché il calcio senza tifosi non avrebbe modo di essere, no? Anche se devo dire che grazie a te, grazie a tanti come te, date trasparenza a dei tornei dilettanti, che dico, a parte qualche giornale locale e qualche televisione locale, se ne parla poco. È vero. E sotto questo aspetto, diciamo, chi fa sacrifici soprattutto di natura economica, perché diciamocelo chiaramente in faccia, le premiazioni, la partecipazione, l'appartenenza fanno piacere a tutti, per cui insomma, sai, io non ho impegni, non posso. Non è così. Un plauso comunque va anche alle due squadre siciliane che adesso andranno ad affrontare diciamo, le eliminatori nazionali. Parliamo della San Cataldese, ma parliamo soprattutto di questa Siculo Leonzio che ha tanto investito e che probabilmente vuole assolutamente la Serie D la prossima stagione. Allora, diciamo, io non entro nel merito delle polemiche della settimana scorsa perché dico ci sarebbe tanto da dire, però... No, meglio non parlarne, però, perché ci sono delle immagini che sono ben chiare e qualcuno dovrebbe comunque assumere delle responsabilità. Purtroppo una delle cose negative dell'aspetto calcio è che nessuno ci sta a perdere, no? Perché alla fine poi il responsabile del campo è sempre quello che va comunque rispettato, al di là dei singoli episodi. Però una partita d'eccellenza di playoff con 3.000 persone è impensabile. La dice lunga, anche perché dico, tra le altre cose, io ho un pezzo di cuore a Lentini, sai che ho fatto il direttore per tanti anni, e ho avuto anche un episodio, ahimè, con un personaggio strano ad Acireale, per cui so la partecipazione della tifoseria, so, diciamo, l'aspetto che c'è veramente dietro queste squadre. Speriamo che ai vertici nazionali ne tengano conto, anche perché... Anche se poi bisogna vincere in campo, sì, non si può pensare soltanto ad un eventuale se ripescaggio. Se ti dico che società che dimostrano di essere sane economicamente, che hanno in prospettiva una appartenenza, è giusto anche premiarle. Questo è anche vero. Secondo me, perché dico, non puoi... Sì, è vero che il calcio ti dice che il responsabile del campo è fondamentale, però ci sono altri contenuti come l'appartenenza societaria, la visibilità, il bacino d'utenza. Evidentemente, come dicevamo poco fa, diciamo paesi, tra virgolette, non me ne voglio, o quantomeno piccole città che hanno vissuto nel passato esperienze di Serie C, superiori, rivedersi in piccoli, diciamo, in tornei, diciamo, dilettanti, è vero, è vero. Si mastica un po' amaro, però io dico sempre una cosa che tu ribadisci spesso e volentieri, ma che purtroppo tanta gente non vuole ascoltare: bisogna guardare in faccia la dura realtà. La dura realtà, è vero. È quella che ti appartiene in questo momento. È vero. Parliamo adesso dei 4 gironi del campionato di promozione che hanno visto il successo della Riviera Marmi, che ritorna in un certo senso ad assaporare un'eccellenza importante. Ma anche perché si coagula con un momento positivo del Trapani. È no? vero, Evidentemente, è l'onda lunga del Trapani. È l'onda lunga del Trapani che ha coinvolto anche, diciamo, una piccola
appartenenza come Riviera dei Marmi. Vero. Importante anche il successo del Sant'Agata di Militello, che ritorna anche lei, ma anche insomma, lei ad assaporare un certo aveva tipo di già calcio. un vissuto precedente. Terrei a sottolineare per appartenenza, diciamo, geografica, il Biancavilla, È vero, guidato vincitore da del girone un C. ex giocatore, ma soprattutto fondando intanto in un impianto meraviglioso. Questa struttura fatta da a adeguare Biancavilla, però per l'eccellenza. da adeguare per l'eccellenza, perché ripeto, è giusto che dico, nei contenuti bisogna anche rispettare Chiaro. quelli che sono, diciamo, i regolamenti che ti impongono per le categorie di appartenenza, ma soprattutto perché c'è veramente un bacino d'utenza che abbraccia anche una fase calante dell'Adrano. Però sottolineiamo anche che l'idea organizzativa da parte del presidente all'interno di questa struttura del Biancavilla è molto interessante, in prospettiva. A me fa piacere ascoltare e sentire parlare i dirigenti quando guardano a medio, ma soprattutto a lungo. a lungo termine, perché ti ripeto, nel calcio non puoi avere tutto e subito. Senti, chiudiamo un po' il discorso del campionato di promozione, perché dobbiamo dare anche un benvenuto, un bentornato alla Nissa, che fa piacere vedere adesso almeno un'eccellenza. Io ricordo proprio il famoso Palmintelli, dove hanno giocato quest'anno, dove si giocava in terra sintetica bianca, infatti. E dove praticamente anche loro con dei trascorsi di Serie C non va dimenticato, per cui diciamo rinasce questo entusiasmo portato da nuove leve dirigenziali. Faccio un inciso, perché è strano come insomma, la Nissa giochi in un campo storico come il Palmintelli e abbandoni, abbiamo saputo per grandissimi problemi anche tecnici, una struttura come Pian del Lago, che è un fiore all'occhiello, ha del pazzesco tutto Allora questo. dovremmo mettere il dito dentro la piaga per affossare, però permettermi un inciso sull'impiantistica sportiva. Chi di dovere, in questo senso la politica, evidentemente trascura, perché non basta fare degli impianti, ma bisogna anche tenerli in ordine con la custodia, Certo. con diciamo pulizia, tutto quello che contorna, anche perché le società non si possono fare carico di spese oltre, già pagano per avere l'affitto, Quindi? non possono anche, diciamo, andare oltre. Cosa possiamo dire a chiusura di questa stagione, che comunque avrà il suo compimento finale con il Penalty Awards giorno 6 giugno? Allora, già l'anno scorso è stato un successo proprio perché, diciamo, la nuova veste configura il fatto che non c'è l'attenzione su chi vince. Bravo. Ma c'è il fatto che tu praticamente leghi a un concetto di amalgamare il tutto compendio del gioco del calcio con delle, diciamo, nomination. Sì. Così come l'Oscar, tra virgolette. Sì, fino all'ultimo. Allora, fino all'ultimo c'è quella famosa ansia, tra virgolette, Certo. di dire io sono sul podio, quale ruolo avrò? Bene. Però già il piacere e l'appartenenza di esserci, secondo me, è già un premio. Poi L'idea magari, quindi è stata anche positiva. l'idea no? è positiva anche perché l'anno scorso, dico, c'è stata Una passerella meravigliosa. una passata meravigliosa che speriamo di ripetere il giorno 6, proprio in virtù del fatto che non va premiato solamente chi vince, ma va premiato nell'insieme l'impegno, anche perché su suggerimento tuo, che noi abbiamo abbracciato Voi come AIA. come hai, è che, diciamo, c'è l'occhio del tecnico, per cui non c'è l'occhio del tifoso o l'occhio del dirigente che potrebbe essere Giusto. di parte, ma il Giusto. tecnico la vede sotto l'aspetto, diciamo, prettamente tecnico e dell'impegno e della professionalità e soprattutto della dignità, che è una qualità che nel nostro settore sta un pochettino scemando. È vero, è vero, è vero. Noi esortiamo sempre come AIAC a tutto questo, facendo corsi di aggiornamento, facendo dei corsi. Abbiamo proprio festeggiato con la tua presenza I 50 anni i 50 anni storici dell'AIAC, per cui, diciamo, invitiamo tutti alla cultura dell'associazionismo, ma soprattutto della partecipazione, Certo. perché partecipare non significa vincere, ma già il piacere di esserci, Presenti. di essere presente è una cosa positiva. Perfetto, allora colgo l'occasione per ricordare ancora una volta, con la presenza di Renato Marletta, presidente dell'AIAC di Catania, l'appuntamento è per giorno 6 giugno alle 18 presso il centro commerciale Le Ginestre di Tremestieri Teneo, dove ci sarà questa terza edizione del Penalty Awards, il meglio del calcio siciliano, E con delle sorprese tutte da scoprire. che presto comunque diremo.
Bene, allora a questo punto c'è stata già qualche anticipazione, giorno 6 alle Esatto. ginestre, ma insomma ne parleremo anche durante il corso del programma. Ci lanci la pubblicità perché tra poco parleremo dei 2 gironi di eccellenza, nel senso che i campionati si sono conclusi, adesso c'è insomma la bagarre dei play-off nazionali. Esatto. Sì, Ettore, abbiamo un piccolo break per la pubblicità, mi raccomando non cambiate canale. Le immagini di Dybala emozionano, così come emozionerà sicuramente la terza edizione del Penalty Awards che andrà in scena presso il centro commerciale Le Ginestre lunedì 6 giugno a partire dalle ore 18 con la presenza di tutti gli addetti ai lavori, atleti, tecnici e tutti quelli che vorranno, perché l'ingresso è gratuito, per assistere ad un evento che poi Video Mediterraneo manderà in onda la domenica successiva, cioè domenica 12, sempre alle ore 19 nello spazio appunto di Penalty. Voglio parlare con Carmelo perché adesso abbiamo la schermata riguardante i campionati di eccellenza. Abbiamo già detto che comunque i giochi si sono conclusi già da qualche settimana, lodiamo il Gela, lodiamo chiaramente anche l'Egea Virtus e adesso ci sono 2 squadre siciliane che andranno ad affrontare le finali nazionali. Parliamo della Sicula Leonzio, ma parliamo anche della San Cataldese. Abbiamo anche una schermata, tra l'altro, così riassuntiva sui 2 gironi di eccellenza, poi voglio anche sentire un po' uno dei protagonisti del campione di eccellenza nel girone B, ovvero il nostro Orazio, che ha salvato ancora una volta questa squadra di Rosolini che dicono sempre che deve salvarsi e poi insomma deve lottare contro tutti e contro tutto. Eccola qua la schermata. Allora ricordiamo, importante, la vittoria della San Cataldese 1-0 contro il Paceco e la vittoria appunto della Sicula Leonzio contro la Ciriale per 1-0. Allora parliamo del girone A intanto, una battuta sul Gela perché poi abbiamo una bella clip sulla squadra di Bruccoleri. Ma intanto partendo dal girone A abbiamo visto alla schermata la San Cataldese ha battuto il Paceco e adesso inizia una fase nuova della stagione. Sì, giocheranno. Iniziano le semifinali interregionali dei playoff di certo. eccellenza e la San Cataldese affronterà i campani del Sant'Agnello, che già dall'anno la scorso seconda squadra di Sorrento di fatto. E già l'anno scorso sfidarono lo Scordia, ormai sì. è un abitué dei playoff dei playoff nazionali. Avversario sgorbutico, avversario difficile, però la San Cataldese ha una buona condizione fisica, grandi motivazioni. Sì. Marcenò sta lavorando molto, soprattutto sulla testa dei giocatori in C'è questi l'infortunio giorni. di Sciluffo che non sarà presente, l'attaccante un po' di punta. È un problema, oggettivamente certo. è un uomo pesante. però si stanno studiando altre soluzioni, la contesa è aperta, certo, partendo dal presupposto che l'avversario è di valore. È di valore. Allora, una battuta la voglio fare anche con i nostri ospiti. Orazio, Gela che ha stravinto questo campionato, San Cataldese che ha cercato giustamente di tenere forte, però poi alla fine probabilmente i valori sono venuti a galla, no? Sì, i valori poi alla fine meritatamente il Gela è riuscito a raggiungere la categoria che compete comunque al Gela, così come anche la Prima va via dall'eccellenza e meglio per tutti. Sì, penso proprio di sì, poi diventa un problema un po' per tutti, soprattutto quando vengono inseriti nel È girone, vero, nello è stesso vero, girone. è vero, è vero, La è San vero. Cataldese potrà dire anche la sua in questa nuova fase interregionale, perché sia un triangolare. Quindi, No, sono semifinali. Semifinale, poi si giocherà la finale. E poi c'è la finale. No, pensavo che dovevano essere le 3 partite, dovevano essere una partita in casa, no, invece quindi andate e ritorno. Sì, Andate e ritorno, se quindi- si vince si va a fare la sì. finale, E il se si problema vince quella finale si va il problema direttamente è quando le squadre, Serie D. le squadre vanno, le nostre vanno in Calabria, in Campania, in questo caso per entrambe la Campania. Diventa un po' problematico perché se si esce, perché poi anche i juniores cambiano, diventano No, due la come regola è la stessa. Si a livello prosegue. nazionale. A livello nazionale. a quindi livello rimangono nazionale. 2, quindi Esatto. anche i nostri giocheranno con 2 juniores. Esattamente. E Insomma, quindi questo qua è importante. sarà un terno all'otto. Credi che ce la possa fare la San Cataldese? Lo spero. Lo speri, giustamente, da sportivo e Anche da se uomo anche dello se sport. La squadra già è più, diciamo, è navigata a fare questi playoff, Sì. la squadra campana, quindi già come già avete Potrebbe detto prima. partire leggermente favorita. Sì. Va bene.
Speriamo, un in bocca al lupo alla squadra di Rosario Marcenò. Allora, a questo punto guardiamoci insieme questa clip che insomma festeggia il ritorno in categorie anche molto più importanti, perché sicuramente molto più importante rispetto alle eccellenze, il ritorno in Serie D importante per la squadra di Bruccoleri e del presidente Tuccio. Parliamo del Gela. Street tonight, and the people, they were dancing to the music vibe, and the boys just the girls in their hair, while the shouting men who just sit way over there. The songs they get louder, each one better than before, and you're singing the songs thinking this is a life, and you wake up in the morning and your hip is twisted sides. Where you gonna go, where you gonna go, or where you gonna sleep tonight? And you're singing the songs, thinking this is a life. And you wake up in the morning and your hip is twisted sides. Where you gonna go, where you gonna go, or where you gonna sleep tonight? Or where you gonna sleep tonight? So you're heading down the road in your taxi for 4, and you're waiting outside Jim's front door, but nobody's in and nobody's home till 4. La dedica che abbiamo fatto dell'intero campionato a mio fratello Carmelo sia una cosa naturale, è una vittoria della sua serenità, della sua gioia per la vita, e credo che lui ci stia aiutando parecchio da questo punto di vista, perché era una persona importante per tutti noi e il Gela Calcio era una delle sue creature e lo sarà per sempre. I heard church bells ring. I heard a choir singing. I saw my love walk down. Il Gela ha dimostrato di essere una squadra di categoria superiore, questa cavalcata l'ha dimostrato facendo un buon calcio, andando a vincere lungo e largo la partita fuori casa, che magari se abbiamo avuto qualche difficoltà poi ci siamo ricompattati e sono molto felice, veramente una cosa impressionante. Io ci tenevo troppo a questa maglia, a questi tifosi, alla gente, a tutti. Questo è il campionato più bello in assoluto. Felice per aver raggiunto un traguardo così importante, sofferto, perché è stata una vittoria di campionato sofferta sin dall'inizio, e credo che è stata oggi l'esplosione di gioia di tutti quanti. Quindi per me era una grande scommessa venire a vincere qui a Gela, e non era facile e ci sono riuscito. Quindi per me è un motivo d'orgoglio anche vincerlo da capitano. Voglio dedicare anche questa vittoria a tutti i tifosi niscemesi, che oggi erano veramente in tanti. Quindi abbiamo fatto questa unione e credo ci ha portato a questo splendido traguardo storico. Abbiamo fatto un vero e proprio una cosa straordinaria insieme, tutti quanti insieme, tra società, giocatori, allenatore, tutti quanti i componenti che ci hanno dato una mano a fare questo, quello che abbiamo concluso finora, la vittoria del campionato. Light another for the who just only in time. Another one for the weekend. How many times I gotta tell that to come over? I'll you right, have you walking from side to side. You know how I feel about wasting time. Know how I feel about waiting in line. You know he ain't it, girl, you're wasting your time. You're only this young for a moment. La Serie D è il palcoscenico che questa città merita e speriamo di poter andare avanti in una progressione continua del Gela fino ad arrivare alle serie più prestigiose. Sin dal mio insediamento ho seguito le partite del Gela, sono andato a attenzionare i singoli problemi dello stadio,
del tifo, insomma un po' tutte le questioni quelle più generali che riguardano il Gelacalcio. Stiamo attenzionando la possibilità di fare un nuovo stadio in una zona di proprietà comunale e speriamo davvero di poterci riuscire nel più breve tempo possibile. Devo dire che siamo molto felici di questa giornata e, come ho detto poco fa, vogliamo rappresentare un po' la nota positiva che dà coraggio alla città, se è possibile, dallo sport, che dia in qualche modo il segnale che questa città possa avere ancora una chance. Eccoci qui, un plauso dunque alla squadra di Tuccio che la prossima stagione disputerà il campionato di Serie D. Parliamo adesso invece del girone B del campionato di eccellenza, insomma importante anche quello perché ha visto trionfare l'Igea Virtus, tra poco vedremo anche una clip sull'Igea Virtus, però prima dobbiamo parlare della finale play-off tra Leonzio e Aciriale. Sappiamo benissimo cosa è successo, avremo una clip, insomma poi avremo modo anche di parlarne con i nostri ospiti. Però prima, grazie alla schermata sul girone B di eccellenza, volevo fare un sunto complessivo. È stata una stagione dove l'Igea Virtus, che non partiva tra le squadre favorite, ha poi alla fine vinto il campionato. Non era tra le squadre favorite, ma ha dimostrato di essere la migliore per organizzazione, affiatamento e alla fine anche le individualità sono uscite. Lo stesso Bomber Cannavò, Antonio Sgro, alla fine le individualità c'erano, hanno dato il meglio che avevano e il resto l'ha fatto lo straordinario lavoro di mister Beppe Raffaele. È vero. Vittoria meritata per l'Igea Virtus, che ha anche una buona intelaiatura da puntellare per la prossima stagione. Prossima stagione dove spera di non partecipare in eccellenza la Leonzio perché andrà a fare una finale nazionale abbastanza impegnativa. Tra poco tra l'altro dovremo collegarci proprio con Sebi Catania che è andato a vedere lo scontro tra Boys Caivanese con il San Giorgio, perché la vincente giocherà appunto con la Leonzio. Sì. Comunque qualsiasi squadra allora, sarà... Quale delle due adesso vedremo perché la partita sta per concludersi. Comunque la Leonzio dovrà recarsi nel napoletano, ambienti difficili, ambienti tosti, tra l'altro anche sotto l'aspetto tecnico l'eccellenza campana offre sempre un livello estremamente elevato. O Boys Caivanese o San Giorgio, la Leonzio sarà dura da un impegno duro. Non è facile, arrivare in Serie D per la Leonzio non sarà facile, però in fondo la gara con la Ciriale ha dimostrato che questa squadra ha carattere, ha delle qualità, non si è ancora esaurita la scia di polemiche per come è maturato questo successo. La Leonzio ha le credenziali per andarsela a giocare, premesso che comunque sarà molto dura. Continueremo a parlare di questo girone B del campionato di eccellenza anche perché abbiamo un protagonista qui nei nostri studi, ovvero Orazio Trombatore della squadra della città di Rosolini. Però prima vogliamo fare un passo indietro e appunto raccontare in una clip con qualche intervista anche su questa finale playoff tra la Sicula Leonzio e la Ciriale. Check this out. La dedichiamo ai tifosi, al pubblico Telentini, al presidente, alla società, ai ragazzi.
hanno fatto qualcosa di straordinario, ma l'hanno fatto dall'inizio dell'anno, quando nessuno ci credeva e magari qualcuno diceva che la Leonzio è la squadra da battere, non era vero, erano tutte bugie. La Leonzio è una squadra che è stata costruita piano piano e oggi stiamo raccogliendo tutto quello che abbiamo seminato. Un grande merito va al Presidente, perché se oggi c'è tutto questo c'è grazie a lui. Non incontravamo gli ultimi arrivati, forse secondo me è la squadra più forte, per cui credo che la vittoria è stata meritata, loro hanno avuto un buon possesso palla e credo che potevamo far gol noi e potevamo far gol loro. La verità è che l'abbiamo fatto noi e siamo contenti così. Il carnevale finisce male e questa maschera ormai non serve più. Mi fai morire di crepacuore e le mie lacrime son coriandoli per te. Credo che oggi il risultato maturato nel meno 90 probabilmente per noi è veramente bugiardo, però le partite di calcio sono così, no? Loro hanno segnato in una sospetta posizione di fuorigioco, invece a noi è stato annullato al 93esimo un gol in fuorigioco. Vuol dire che deve andare così, più che altro tendo invece a pensare alla poca ospitalità della società Leonzio. Chi vuol fare queste partite deve essere preparato a fare queste partite, questa la società Leonzio non si è dimostrata all'altezza della città che rappresenta, perché rappresenta una grande città con grandissime tradizioni, con un bellissimo pubblico. Questa società non si è dimostrata sin dall'accoglienza, non è mezza prima della gara. Veramente siamo rimasti veramente male da come siamo stati trattati senza alcun motivo. No, guarda, per me è un onore stato che mi ha chiamato la Ciriale in queste 6 partite e fare un attimino così da chioccia per arrivare a degli obiettivi. Mi sembra che gli obiettivi che ci eravamo prefissati sono stati centrati. Certo ti rimane l'amaro in bocca perché prendere un gol, io ero in linea, quindi posso anche dirlo che in fuorigioco, subire un gol, cioè fare un gol e non convalidarlo, non lo so fino a che punto lo doveva annullare, però lascia il fatto che anche la Leonzio meritava di fare la sua partita onesta, ha fatto una bella partita, meritavamo tutte e due le squadre, dai. Anche oggi si è vista una squadra che comunque incarna alla perfezione quello che comunque siamo noi. Abbiamo dimostrato carattere, cuore, determinazione, come del resto ci vogliono in queste partite che sono delle finali secche. Onore anche alla Ciriale che ha disputato a parer mio una buona partita, ma noi siamo stati superlativi battendo colpo su colpo e poi la stoccata finale a ridosso del 90esimo. Sono felicissimo dei ragazzi e va a loro il maggior merito, ma a loro perché l'hanno voluta, l'hanno costruita e ce l'hanno fatta, ce la siamo meritata e ora andiamo a fare questi spareggi per cercare di coronare il nostro sogno. Siamo partiti veramente in sordina, abbiamo fatto il massimo veramente per encomiare questo obiettivo. Uno quando raggiunge l'obiettivo veramente vuol dire che ha fatto il massimo. Soddisfatto, le parole sono poche, soddisfatto, contento e soddisfatto. Ora guardiamo avanti, però era importantissimo passare il turno oggi. Vengono i brividi, vedere veramente il calcio che conta, non abbiamo di meno neanche della Lega Pro, certe volte guardo partite di Lega Pro veramente costati veramente deserti. Sono contento di aver riportato qualcosa di importante a Lentini che mancava da tanto tempo.
sentirsi dedicati anche dei cori è bellissimo, un'emozione grandissima che alla mia età veramente non è difficile che qualcuno possa intraprendere queste strade. Io ce l'ho messa tutta e ce la metteremo tutta per questo paese e per questa squadra. La grande gioia della Ciriale che andrà a disputare questa finale nazionale, questa semifinale nazionale, perché poi se dovesse vincerla eventualmente poi disputare la finalissima che gli permetterà eventualmente di disputare la prossima stagione il campionato di Serie D. Siamo già pronti con il collegamento con il mister del Sicula Leonzio, Sebi Catania. Sebi, sei in linea, pronto? Pronto Ettore, buonasera. Mi senti Sebi? Sì, ti sento Ettore, tu mi senti? Io ti sento perfettamente. Siamo ansiosi di sapere quale sarà insomma, la squadra, l'avversario che affronterete in questa semifinale nazionale. Sei stato a vedere Boys Caivanese San Giorgio, che ha vinto? Il San Giorgio 4-1, Ettore. Allora quindi a questo punto sarà il San Giorgio insomma, a confrontarsi con voi. Sì, sarà il San Giorgio a Cremano, tra una settimana. Come hai visto questa squadra campana? Sarà un osso duro, ma voi vedo che siete già pronti anche mentalmente. Ettore è un'ottima squadra, non a caso il risultato lo dimostra. Hanno giocatori importanti che hanno fatto parecchie Serie D e parecchie Serie C in passato, però è anche vero che io voglio pensare ai miei giocatori. Hanno voluto fortissimamente questa semifinale, l'hanno conquistata con pieno merito. Per cui un avversario vale l'altro. A questo punto della stagione veramente qualsiasi avversario è sempre un avversario molto difficile. Con che modulo giocano? Giocano un po' a specchio rispetto alla tua squadra oppure giocano in una maniera totalmente diversa? No, fanno un 4-3-3, hanno gli esterni d'attacco forti e un centrocampo importante, dove c'è anche l'italiano che ha giocato pure in B col Napoli. Per cui è una squadra forte di categoria, con giocatori maturi, ma ti ripeto, anche noi abbiamo giocatori importanti. Assolutamente. Ci andremo a giocare aperto come abbiamo sempre fatto in questo campionato. Certo, è stata una stagione un po' travagliata, una finale che ha ancora qualche strascico, ma non stiamo qui a parlare dell'incontro con la Ciriale, parliamo comunque di una stagione super positiva per la squadra del tuo presidente e anche per te una bella soddisfazione dopo qualche anno di sofferenza con varie categorie e soprattutto con varie squadre. Che dici, Sebbi? Guarda, per quanto riguarda le polemiche non ci voglio entrare più perché voglio pensare solamente alle cose che devono succedere, non quelle che sono successe. I personaggi ci conosciamo da tanto tempo, per cui non voglio più tornare su determinati argomenti. E siamo d'accordo tutti. Invece per quello che è il presente dico che un grosso applauso va al Presidente perché è quello che comunque è l'artefice principale di questa società, di questa squadra. E poi di conseguenza ci siamo tutti gli altri. Voglio partire dal pubblico, dal pubblico, dai tifosi, dallo staff, dai dirigenti, dal direttore, a tutti i ragazzi, tutti quanti hanno voluto raggiungere questo. Ho perso Sebbi al telefono, vediamo un attimo se possiamo ricollegarci. Nel frattempo Carmelo, la battuta che ho fatto a Sebi la faccio a te. Sebi viene da stagioni un po' particolari con squadre che insomma poi sono andate un po' a morire, quindi per lui è anche una rivalsa, no? Il fatto di avere comunque disputato un grande campionato. La rivincita personale c'è stata, in effetti Sebbi Catania arrivava da un paio di stagioni, Modica, che non erano state vittorie, che non erano state estremamente esaltanti. Adesso ha dimostrato il suo valore, si è ampiamente riscattato e ha la possibilità anche di fare anche per se stesso e con la sua squadra il salto di qualità, e questa insomma ha la grande chance, certo, soprattutto per se stesso. Abbiamo ristabilito il contatto con Sebbi. Allora Sebbi, abbiamo capito comunque che anche per te è stata una stagione di grande, insomma, di grande successo, di soddisfazioni. Adesso qui c'ho Carmelo Puglisi che vuole farti una domanda. Carmelo. Mister,
più che altro avevo la curiosità, lei oggi insieme al direttore Mignemi siete stati a vedere la partita tra Caivanese e San Giorgio. Quando si va in Campania conta soprattutto l'aspetto ambientale più di quello tecnico. Che ambiente avete trovato? Caldi? Ma guarda, c'erano 1000 persone come c'era domenica a Lentini. Ti devo dire, devo essere sincero, che sono stati pubblico più che corretto. Però ti devo dire che oggi ho trovato una squadra che ha giocato a calcio, per cui il fattore ambientale può contare fino a un certo punto. Io credo che le cose stiano cambiando. Si deve pensare solo a giocare, perché poi in campo vanno i giocatori, per cui non credo io credo più al calcio giocato che quello che prende cose che vai a trovare in giro. Io ho capito, mi perdonatemi, ho capito l'ultima fase perché non vi sentivo bene di Seppe Catania allenatore. Io vi volevo solamente dire che io a Modica, nei 3 anni di Modica, ho conquistato una salvezza dove a dicembre avevo 2 punti in classifica, e quando sono stato esonerato e mi sono dimesso ho lasciato una squadra che lotta per vincere il campionato con le migliori difese. Tante volte non finire il campionato non dipende solo dal tecnico. Certo, no, ma Sebbi, la nostra non era assolutamente una nota in negativo, nel senso che comunque è il primo importante campionato da allenatore, comunque, con una squadra importante, con un progetto a lungo termine soprattutto. Sicuramente da allenatore è quello che mi sta dando grossissime soddisfazioni. Dopo questo lo metto qua al primo posto perché comunque assieme alla società abbiamo sposato un progetto e credo che stiamo andando avanti, sempre con l'umiltà che ci ha contraddistinto dall'inizio del campionato. Certo, va bene. Allora noi ti auguriamo un buon lavoro perché sarà una settimana intensissima per preparare questo scontro contro il San Giorgio e ci vedremo presto. Allora, in bocca al lupo. Io ti ringrazio della cortesia e della disponibilità. Un abbraccio a voi. Speriamo di risentirci sempre parlando dei successi della Leonzi. Assolutamente, grazie a Sebbi Catania. Grazie a Sebbi Catania, allenatore appunto della Sicula Leonzi. Allora una battuta, così chiudiamo il discorso di eccellenza con Orazio. Mettiamo da parte comunque la Sicula, parliamo invece del Città di Rosolini, che ha disputato un campionato comunque meraviglioso, contro tutto e contro tutti, dico sempre. Ancora una volta è dimostrato che con il lavoro, anche sui giovani, i risultati arrivano, anche se non si dispone di grandi budget. Sì, la cosa importante è programmare, questo dal primo anno, da quando sono arrivato io a Rosolini, il primo anno, questo è il 4º anno, quindi il primo anno è stato programmato bene perché il Rosolini è una società che fa leva su tutto ciò che c'è in zona, quindi nel circondario, quindi nelle zone limitrofe, quindi nei paesi vicini, e in più basa tutto sul settore giovanile, che viene diciamo preparato bene da buoni istruttori e che poi arrivano questi ragazzi in prima squadra dove poi grazie anche al lavoro mio con i miei collaboratori siamo riusciti anche a crescere, quindi a portare giovani di grandi prospettive. Qual è il giovane più importante che quest'anno secondo te è stato una spanna sopra gli altri? Ma io parlo di quelli più piccoli, perché mi piace mettere in evidenza quelli più piccoli perché sono quelli che magari si trovano subito in un ambiente, soprattutto quelli che l'anno precedente hanno fatto allievi. Certo. E quindi parlo di catapultati poi addirittura catapultati in eccellenza, Riela, Alessandro che è un 98, Dio Adriano che è un 97, questi sono la soddisfazione maggiore è quando poi rappresentativa regionale, 22 su 22 giocatori di tutta la regione, 98 e 97, ci sono due giocatori di Rosolini. Questa è una soddisfazione meravigliosa, tra cui Dio è il capitano per giocare la rappresentativa regionale, quindi voglio dire su questo è... Soddisfazione straordinaria. Parliamo dei giovanissimi, però forse il simbolo di questa squadra, lo possiamo dire, è Failla, un ragazzo che aveva fatto soprattutto promozione, prima categoria, ed è diventato invece il simbolo di questa squadra, perché non è solamente andare a prendere i ragazzini, provare anche a rilanciare ragazzi che hanno delle qualità ma che magari non avevano avuto modo di che soprattutto siano molto motivati. Quindi questo qua è un ragazzo che l'anno scorso in estate ho fatto io una partitella, uno stage a Rosolini, l'ho visto come questo anche tanti altri
e le abbiamo subito, assieme al Presidente, abbiamo deciso di metterlo subito in rosa e puntare su di lui, perché poi le qualità sono eccelse, poi magari tante volte le società vanno a prendere sempre dei giocatori già che hanno il nome, ma secondo me quelli là che invece poi fanno la differenza sono quelli che sono pieni di motivazioni, ce le hai in casa, ce le hai magari messe da parte, che magari non che non ci lavori tanto, ma magari li tieni con poca considerazione, ma poi sono quelli che poi in realtà ti fanno la differenza. La cosa importante del Rosolini, secondo me, da sottolineare, è il fatto che ogni anno voi riuscite ad alzare l'asticella. Prima la salvezza ai play-out, quest'anno siete riusciti addirittura a salvarvi senza play-out, che nessuno l'aveva pronosticato. E l'impressione che ancora i margini di miglioramento siano tantissimi. Sì, questo è quello che si è notato durante gli anni, perché comunque il gruppo che si è formato 4 anni fa ha avuto continuità, e quindi da questo punto di vista siamo stati bravi a puntare su una squadra la cui media quest'anno era di 22 anni. E quindi questa è una cosa importante, e soprattutto è importante il piazzamento di quest'anno. Siamo arrivati ottavi, che secondo me è la posizione quella più giusta, perché anche con le squadre di alta classifica abbiamo giocato alla pari. Orazio, io credo che la favola continua. Sì, la favola deve continuare da entrambe le parti. Certo, sia dalla parte della società. Questo qua deve essere importante, ma ci sarà tempo. Per adesso pensiamo soltanto a goderci questo momento, a riposarci, e poi quando ci sarà il momento ci sediamo e vediamo di poter programmare. Allora chiudiamo il discorso riguardante il campionato di eccellenza, poi passeremo i saluti e congederemo anche il nostro Carmelo, perché adesso abbiamo la clip commemorativa per questa bellissima vittoria dell'Igea Virtus. Tre promozioni in 5 anni, dalla prima categoria alla Serie D. 6 stagioni trascorse sui polverosi campi del dilettantismo siciliano. Barcellona Pozzo di Gotto da ieri è ritornata con merito nel calcio nazionale. Una scalata prepotente, impressionante, voluta, cercata e trovata da una figlia di quella che per 10 anni, prima di essere radiata, ha militato nei campionati professionistici. Sì, figlia legittima e orgogliosa, poiché l'attuale presidente Nino Grasso in quelle lunghe e gloriose stagioni era vicepresidente dell'Igea Virtus, che ha fatto la storia del calcio regionale e che ha lanciato fior di campioni. Diverse erano le pretendenti all'inizio di quest'anno che ambivano al salto in D. Diverse e sicuramente più facoltose di questa squadra, che ha fatto dell'umiltà, del lavoro e della caparbietà le sue armi migliori. In casa Igea nel mese di agosto si parlava solamente di playoff, ma con il passare delle settimane, delle giornate, la squadra ha sempre più preso una fisionomia ben precisa. Ha cominciato a comandare il gruppo senza il benché minimo indugio. 20 vittorie, solamente 3 sconfitte, migliore difesa di tutti i campionati siciliani, solamente 12 reti al passivo ed un attacco stratosferico, 70 gol fatti. Numeri che dimostrano come un outsider può trasformarsi in autentico rullo compressore. Una squadra che ha dato prova di valere più di ogni altra, soprattutto perché è composta da giocatori affamati di vittorie, da giocatori che pur non avendo militato in categorie superiori hanno dimostrato di valere tanto di più. Una squadra assemblata da un tecnico, Peppe Raffaele, alla sua seconda promozione dall'eccellenza alla D, che da ognuno dei suoi ragazzi è sempre riuscito a tirare il massimo, anche quando tra i mesi di novembre e gennaio si è venuto a trovare solamente con un manipolo di ragazzini. Ma era ugualmente tutta gente che aveva fame, che voleva dimostrare all'universo calciofilo che non sono i nomi a fare la differenza, ma le motivazioni. Che la festa abbia quindi inizio e che questo, per Barcellona, possa essere un punto di partenza, cioè uno stimolo a fare ancora meglio. Complimenti, ma non cambiate canale, la favola continua.
La favola continua per Raffaele che porta in maniera trionfante questi Egea Virtus nel campionato di Serie D. Ci congediamo da Carmelo, che rivedremo la settimana prossima, e ci prepariamo anche per il Penalty Awards di giorno 6. Iniziamo a prepararci seriamente per il Penalty Awards. Benissimo, perfetto. Adesso ci lancia la pubblicità la nostra Federica, perché tra poco parleremo di promozione. Si sono disputati dei play-out e dei play-off importantissimi, anzi soprattutto i play-off importantissimi che insomma comunicheremo tra qualche istante. Sì, Ettore, abbiamo un altro piccolissimo break per la pubblicità, mi raccomando non cambiate canale.